stiamo come atleta, io ho avuto casualmente occasione di incontrare Rossetto, Angelo, sì. Giocando a Borea. Sì, a Borea, sì. Mi diceva che era stato a Monaco. Sì, ha fatto le Olimpiadi di Monaco. Sì. Era il suo compagno? È successo questo, finite le Olimpiadi, dovevamo andare a lavorare, io lavoravo all'officina del gas, perciò non avevo bisogno di cambiare posto di lavoro. Ogni modo la ferrovia, avevamo fatto i concorsi per andare dentro, siamo andati in ferrovia, solo che Sambo non ha accettato, ha voluto andare all'ospedale. Il presidente dell'ospedale all'epoca l'ha messo a fare i turni. Facendo i turni non poteva allenarsi, perché quando facevi una settimana dalle 10 alle 6 del mattina quando vai a allenarti, o dalle 2 alle 10 quando vai. E così lui ha smesso quel periodo. Io era venuto a casa da militare Rossetto che vogava in marina e ci siamo messi assieme, poi la barca andava e siamo andati avanti così. Poi abbiamo cercato di recuperare Sambo quando ha appena avuto un po' la possibilità, ma dopo l'anno dopo si è ammalato, è andato a Dongo per fare i 4 con, si è ammalato, poi insomma varie vicissitudini. Non posso credere che nessuno ha cercato di tenerci assieme. Incredibile da pensarci bene, voglio dire. Sembrava, lo diciamo ora tranquillamente, dopo un momento esatto, sembrava che, cosa posso dire, è brutto dire una parola del genere, che fosse intervenuta la politica, hai capito? Cioè i vari politicanti non volevano più tenerci assieme, perché non so, io vogando il dopolavoro passavo il dopolavoro passava il Partito Comunista Italiano, e l'ospedale passava per la Democrazia Cristiana, mica capivo che ognuno va il suo. Purtroppo il suo carattere è quello che puoi essere dove vuoi, te ne freghi proprio altamente, però è intervenuta questa faccenda qua, per me è intervenuta una faccenda politica, perché il segretario nostro andava d'accordo col sindaco, come andava d'accordo col presidente nostro, il sindaco era DC, perché Martone era Democrazia Cristiana, non sono più riusciti a tenerci assieme. Per quello dico, è intervenuto un qualcosa che farlo capire cosa, noi sicuramente non eravamo in grado di determinati enti, determinate situazioni intervengono in queste situazioni, perché il CONI è intervenuto, come è intervenuto quando gli ho detto, io sono venuto a casa dal 67, no? Siamo venuti a casa prima degli europei e dovevamo andare a fare il raduno collegiale. Il raduno collegiale, io gli ho detto che vado a correre a Montreal, siamo andati a correre a St. Catherine, sempre in Canada, Santa Caterina, a 40 km da Niagara Falls. Siamo andati a correre lì. Quando siamo venuti a casa, c'era il campionato panamericano, sudamericano, siamo andati lì, ci hanno invitato e noi siamo andati a correre lì. Quando siamo tornati a casa, volevano che andassimo in collegiali, io ho detto che non ho giorni di ferie, non vado in collegiali. In quel momento è intervenuto il CONI. Io non sono andato ugualmente ai collegiali, però ho avuto tutta la disponibilità per andarmene a fare i raduni, per fare quello che mi consentiva la scuola in quel momento. Io dico, finite le Olimpiadi, nessuno ha più cercato di tenerci assieme. Cioè, è una roba incredibile. Questo è successo, questo è successo. A Treviso, dalla gloria a zero. A zero, assoluto. Perché addirittura non è che devono fare i turni di notte, non so. Esatto, era quello che dicevamo. E allora io ho cominciato questo Rossetto.